C'è l'impresa che propone arredi ospedalieri dove tecnologia, sostenibilità e innovazione sono coordinate essenziali nella progettazione e nella produzione. Stiamo creando una nuova tipologia di letto con un sistema che permette un monitoraggio e una condivisione dei dati per poter avere accesso a maggiori informazioni in un tempo più veloce e per permettere un migliore monitoraggio delle condizioni del paziente durante il periodo di cura. E c'è chi, partendo da un laboratorio familiare, ha sviluppato un'azienda specializzata in calzature su misura per ambienti medici. Siamo sempre molto umili quando cominciamo a lavorare, per cui il primo passo è proprio quello di conoscere, di avere informazioni per capire cosa può servire a un eventuale cliente estero. Due esempi di imprenditori protagonisti di un evento targato Venice Promex, la borsa del biomedicale, l'area industriale, cioè delle tecnologie e dei prodotti per l'ambito sanitario, ma che non sono farmaci. Un mercato che in Italia vale circa 20 miliardi di euro tra export e mercato interno e che in Veneto trova terreno fertile grazie alla capacità di evoluzione della sua impresa. Noi dobbiamo in buona sostanza far sì che le eccellenze produttive che abbiamo nel Veneto, perché esistono, si contaminino con una eccellenza di sistema, e questo è il lavoro che stiamo cercando di fare, naturalmente non da soli ma assieme a tutti gli altri protagonisti dell'economia veneta. Proviamo idealmente a camminare tra questi tavoli. Chi sono questi imprenditori, da dove vengono e che ambizioni hanno? Allora, i nostri imprenditori sono tutti piccoli e medi imprenditori e qui vale la pena di sottolineare dalla parte italiana, dalla parte veneta in questo caso, che il piccolo, voglio dire, non è sufficiente. Noi ragioniamo in termini di aggregazioni e quindi questi imprenditori hanno due opportunità: la prima di incontrare degli interlocutori stranieri con i quali poter interagire e capire le opportunità di business, ma non va sottaciuto però un altro aspetto che ritengo oltremodo importante: la possibilità di conoscersi tra di loro, tra di noi, e questo al fine di poter pensare anche delle forme aggregative, perché quello che i mercati internazionali ci chiedono è quello di avere unicità del prodotto, ed ecco che quindi la dimensione è sì importante ma non è diciamo penalizzante, perché se hai un prodotto innovativo, e questo vale per tutte le start-up presenti anche qui al Village, è possibile, ma fatto però in filiera. Ecco, questo è l'altro messaggio che noi da questi incontri vediamo, e se passiamo per i tavoli è quello che è importante: capire con chi mettersi in filiera, con chi fare squadra per poter aggredire i mercati internazionali. Eccoli a confronto gli imprenditori ospiti alle Village di Crédit Agricole, realtà che negli spazi di Piazza Zanellato sostiene la crescita delle start-up e l'innovazione per le imprese del territorio. Questo proprio è il cuore, che è la Plus, perché la Plus è proprio il luogo dove deve avvenire la contaminazione, l'incontro, interlocutori e attori del mondo del biomedicale a contatto poi con tutte le nostre start-up e tutto il mondo che rappresenta il Village, quindi questo è il cuore pulsante. Poi tutto quanto si dirama sullo spazi per le start-up, quindi abbiamo una parte di coworking, degli uffici chiusi e poi tante sale riunioni, perché il nostro obiettivo è collaborare per innovare, quindi creare forte interazione tra i soggetti che vengono a vivere il Village. Quali sono le condizioni che avete studiato per favorire l'interazione tra i vari professionisti? Allora, noi chiaramente facciamo un programma di accelerazione per le start-up e start-up che sono in fase di scale up o comunque di già un fatturato, e queste le supportiamo. Poi però creiamo proprio degli eventi apposta, sia spinti dall'esterno ma anche organizzati da noi, che permettono l'incontro tra quelli che sono le corporate, quindi le aziende del territorio, le nostre start-up, per esempio il club dei partner che facciamo ogni mese, proprio un evento su tematiche SDGs, quindi sui 6 obiettivi Agenda 2030 che abbiamo sposato, per far incontrare start-up, aziende e altri attori di innovazione come ricercatori, professori universitari o docenti che si occupano di questi temi qui. Due parole chiave per le Village: innovazione e sostenibilità, come si declinano? Io ritengo che l'abbiamo scelta insieme anche al professor Dughiero, che ci ha dato un po' questo indirizzo, e è stato vincente perché l'ha proposto in periodi non sospetti, quindi ancora 3 anni fa, quando della sostenibilità non se ne parlava, almeno nel nostro territorio, così come adesso. Ed effettivamente la sostenibilità rappresenta per le start-up una prateria ampissima. La sostenibilità puoi perseguirla solo grazie all'innovazione, quindi è necessario innovare, e chi meglio può innovare? Le start-up. Ultimissima cosa, lei mi diceva che Padova alla fine è un centro non soltanto locale, non soltanto regionale, ma guarda ad un'area più ampia.
Sì, questo è il 43esimo villaggio, come dicevo anche prima, i village sono in tutto 43, ne abbiamo in Francia, in Lussemburgo e poi in Italia. E questo è il terzo italiano, abbiamo scelto Padova perché è baricentrica per tutto quello che è il Triveneto. Infatti copriamo tutta l'area tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Ad esempio abbiamo già accordi con l'Università di Trieste, l'Area Science di Trieste, il Parco Scientifico e Tecnologico Neutech Park di Bolzano, quindi dimostriamo che andiamo su tutto il territorio per portare quello che è il modello del village. Per il biomedicale oggi il quadro è quello di un tessuto industriale molto eterogeneo, innovativo e specializzato, dove le piccole aziende convivono con i grandi gruppi. Ormai nel biomedicale la prossima frontiera, anzi la frontiera attuale, non la prossima, è proprio quella della digitalizzazione. Ma la digitalizzazione è un qualche cosa che pervade, è pervasiva di tutto il biomedicale, a partire dalla diagnosi alla terapia fino ai device che possono essere utilizzati. E questo soltanto per citare un esempio. La sostenibilità ne è un altro esempio, perché ormai l'innovazione si deve fare con l'occhio rivolto alla sostenibilità. Non è più possibile fare innovazione soltanto per creare un prodotto innovativo, ma quel prodotto innovativo quel processo innovativo devono essere sostenibili. Questo è quello che intendevo dire e questo è quello che ormai è fondamentale capire, ed è fondamentale capire che se non fa innovazione gli altri lo fanno e quindi l'innovazione deve diventare, lo è, un processo fondamentale di sviluppo di un'impresa. Se non sei sostenibile le altre lo sono e quindi bisogna fare in modo che di nuovo anche questo, come dire, concetto che sembra per alcuni aspetti, per le aziende, per le imprese un costo, non sia più un costo ma sia una grande opportunità. Ecco, innovazione e sostenibilità sono delle grandi opportunità sulle quali si può basare veramente la crescita sul mercato delle imprese e non soltanto la crescita sul mercato delle imprese, ma anche e soprattutto la crescita del territorio dove le imprese operano. L'Università di Padova in questo contesto dove si inserisce? L'Università di Padova si inserisce ovviamente per essere uno degli attori fondamentali. L'abbiamo citato prima, il Centro Nazionale per la Terapia Genica RMNA che è presieduto dal nostro professor Sarino Rizzuto, che è stato rettore della nostra università. È già un esempio, essere stati scelti per fare hub di questo centro denota già una competenza importante. Ma l'Università di Padova non soltanto è un'eccellenza per la ricerca, ma lo sta diventando anche proprio per questo processo di trasferimento di conoscenze e tecnologie e competenze che sono fondamentali per lo sviluppo delle imprese. Quindi l'Università di Padova è una realtà che si mette a disposizione del territorio per la crescita delle imprese, della società, dell'economia del territorio stesso, e questo lo fa con quello che sa fare meglio, con la ricerca di base, ricerca applicata e trasferimento di tecnologie. Il distretto di Mirandola è il fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Italia nel settore. Il Veneto, o più precisamente Padova, come sta? Si può fare una sorta di graduatoria per capire a che livello è il territorio in innovazione, sostenibilità, ma anche in investimenti? Ma io non amo fare graduatorie perché questa non è una gara. Questo è una competizione che è più una coopetizione, cioè dove tutti devono contribuire alla crescita del territorio. E quando intendo territorio, intendo il territorio nazionale. È chiaro che il Veneto è una componente importante del territorio nazionale, ma devo dire che ho visto nascere e crescere aziende veramente importanti nel biomedicale, aziende che comunque, se rimangono di una certa dimensione, sono anche più veloci, e questo forse lo dobbiamo considerare, perché in un periodo come questo dove l'innovazione è il driver fondamentale per la crescita, essere piccoli, essere agili qualche volta conta di più che piuttosto essere strutturati ed essere grandi. Questa età di nascita, di consolidamento delle imprese del Veneto, sicuramente è un qualche cosa che ci può portare anche a superare alcuni distretti che sono più blasonati perché sono lì da molto più tempo, ma per questo magari non sono capaci di fare innovazione veloce come la sappiamo fare noi. Frontiere che il professor Gerosa mira a superare nel nome del progresso e di quello che per lui è un mantra: spendere in salute è un investimento, dice. Un cittadino sano è un risparmio per lo Stato. Naturalmente un cittadino in salute è un cittadino che costa meno alla comunità. Ecco perché la politica dovrebbe assolutamente investire in iniziative di questo tipo. E chiaramente la possibilità di colloquiare direttamente con il ricercatore da parte dell'imprenditore può dare alto sviluppo di iniziative che altrimenti sarebbero molto più rallentate.
Come si immagina il futuro di questo settore nel territorio, nel Triveneto? Noi abbiamo cominciato qualche anno fa con Innova Biomed a Verona e devo dire che fare networking, fare rete diventa importante e quindi per rispondere alla sua domanda un domani mi aspetto che questi diversi eventi, queste diverse realtà entrino assolutamente in rete e la rete dà forza a tutti quanti. E a lei cosa potrebbe servire? Beh, sa che noi vogliamo sviluppare un cuore artificiale totale e in questo momento siamo molto contenti perché è stato finanziato dal Ministero della Salute il Life4Hub, che dovrebbe diventare il centro di riferimento nazionale per la medicina rigenerativa. Stiamo allestendo un laboratorio di quasi 1000 metri quadri nell'ex ospedale militare, quindi un progetto che vede il coinvolgimento anche del Ministero della Difesa e quel laboratorio dovrebbe dare una risposta in termini di rigenerazione di tessuti e di organi per quei pazienti appunto che ne hanno bisogno. Cuore che oltretutto ha un costo non banale. Un cuore che ha un costo, lei dice non banale, direi che è un costo molto limitato rispetto ai pazienti che muoiono per insufficienza cardiaca. L'insufficienza cardiaca è una vera e propria pandemia con più di 150.000 morti all'anno in Italia e ricordiamo che si muore per il sesso maschile più di insufficienza cardiaca che per tumore della prostata o della vescica e per le donne si muore più di insufficienza cardiaca che per un tumore alla mammella, quindi è una vera e propria malignancy come dicono gli autori anglosassoni e a questo dobbiamo porre rimedio. Per chiudere il cerchio, porre rimedio anche con le competenze imprenditoriali del territorio, possono agevolare, possono aiutare la ricerca, l'innovazione nonché la sostenibilità come stiamo vedendo qui. Direi che è la chiosa perfetta per chiudere questa intervista. Sviluppo del settore biomedicale significa sviluppo di un'occupazione specializzata e crescita dell'economia. Il Veneto la fa già da padrona nell'export con oltre il 30% nazionale, ma i margini di crescita rimangono alti.